Milano piange Luciano Aramini, il motociclista morto sabato scorso nel Bellunese. In centinaia si stringono ai due figli rimasti orfani dopo aver perso anche la madre alcuni anni fa. Tragedia ieri sera a Paese, lo schianto tra una moto e un furgone, a perdere la vita il Centauro, un 66enne di Casier, grave la donna che si trovava in sella con lui. Un altro incidente a Rosà, un'auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro un lampione, 3 amici, tutti sui 20 anni, sono feriti in maniera grave. In rivolta per tutta la notte a Porto Gruaro, residenti furiosi alla notizia dell'arrivo di profughi negli ex appartamenti del demanio requisiti dalla prefettura. 1000 esuberi per le banche venete, oltre ai 3.000 di intesa, primo round di confronto oggi per i sindacati nella sede di Milano. Si punta a chiudere il tutto entro una settimana. Ladra maldestra a Padova questa mattina, sorpresa a rubare in un appartamento dell'Arcella, fugge ma precipita e si aggrappa ai fili della luce che non reggono. La scoperta della città con gli occhi dei piccoli, i bimbi del Grest di Santa Maria della Rovere a Treviso in visita ai vigili del fuoco, ai poliziotti e agli anziani. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Cominciamo dunque dal saluto, l'ultimo, a Luciano Aramini, il motociclista 55enne che ha perso la vita, ricorderete, in un incidente sabato scorso nel Bellunese. Centinaia oggi a salutarlo, mentre ancora la compagna è gravemente ferita, ma oltre che a salutarlo, a stringersi una comunità intera ai due figli rimasti orfani. Il momento è particolare, delicato, non so se c'è fede e preghiera anche in questi momenti, però c'è una comunità che si ritrova. Il dubbio della fede e della preghiera davanti alla vicenda umana di Luciano Aramini, morto a 55 anni sull'asfalto di una strada nel Feltrino, mentre cercava un po' di felicità in sella alla sua moto sabato scorso. Un dubbio che si insinua scorrendo la sua vita, come ha ricordato il parroco della chiesa di San Carlo a Mogliano, dove oggi pomeriggio si sono svolti i suoi funerali. L'ultimo saluto a quest'uomo, segnato dalle avversità, e tra queste la perdita della moglie, che l'ha lasciato solo con 2 figli da tirare su. Amici, conoscenti di Luciano, ma penso ancora di Chiara, anche di come coppia che abbiamo conosciuto in questa comunità. Tanti sono stati i ricordi in questi giorni, le vicinanze, la solidarietà. Chiara, moglie di Luciano, morta 8 anni fa. Oltre 600 persone non sono mancate all'ultimo saluto, e tra queste anche l'ex presidente della provincia Leonardo Muraro e l'assessore trevigiano Fabio Michelan, con il quale Luciano condivideva la passione per il karatè. Una preghiera anche per Paola, la nuova compagna di Luciano, finita anche lei nell'incidente sull'asfalto e ancora ricoverata in ospedale. Vogliamo in questo momento anche ricordare e pregare per Paola Titton, la giovane che è stata coinvolta nell'incidente con Luciano. Ora il vero pensiero di tutta la comunità è a sostegno di 2 figli rimasti orfani e per i quali subito è scattata la macchina della solidarietà. I figli Jordan e Gerald, che vogliamo davvero salutare. Credo che il dono di tanti amici, di tanti giovani qui presenti sia davvero motivo di tanta consolazione in questo momento. Ma da ieri sera l'area di Treviso piange un'altra vittima della strada, a perdere la vita lungo la Feltrina un motociclista, ed è grave la passeggera di questa moto, appunto, che viaggiava a bordo in sella di questa BMW insieme alla vittima. Un botto, ho sentito un botto. Il tremendo rumore dello schianto aveva già fatto intuire la tragedia agli abitanti della zona. Lo scontro tra una moto e un furgone è avvenuto verso le 18:30 lungo la Feltrina, a Postioma di Paese. Morto sul colpo il Centauro alla guida della BMW, Antonio Pozzobon, 66 anni di Casier. Ferita gravemente la 51enne che viaggiava con lui. L'incidente si è verificato davanti all'Agriguolo Impianti Elettrici, l'azienda per la quale lavora il 45enne alla guida del furgone. L'uomo aveva quasi imboccato l'entrata del parcheggio della sua ditta quando la BMW che arrivava da Treviso ha impattato con il cassone del mezzo. Un impatto violentissimo, tanto da far sembrare che le lamiere del furgone fossero state squarciate da un'esplosione. Sull'asfalto, a decine di metri di distanza, la moto distrutta.
le scarpe insanguinate, il casco, le valigie laterali. Nell'impatto il furgone è stato spinto contro il muretto, dove a distanza di anni, per ironia della sorte, c'è ancora chi porta i fiori per piangere una vittima di un altro incidente mortale. 8 anni fa lo stesso incidente, un morto. Purtroppo così corrono come matti. Antonio Pozzobon era molto conosciuto a Casier, anche per essere chef e contitolare dell'osteria Casa Mia di Casier. Lascia 2 figlie, con cui gestiva l'attività. Alla notizia della morte l'osteria ha immediatamente chiuso i battenti, con i clienti sconvolti per l'accaduto. Ieri, per il 66enne, era il primo giorno di ferie. A causare l'incidente forse l'alta velocità o la visibilità ridotta dal sole. Sul posto sono intervenute le ambulanze del SUAM 118 e la Polizia Stradale di Treviso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il traffico è rimasto paralizzato per almeno 2 ore, a gestire la viabilità la Polizia Locale di Paese e la Protezione Civile. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni, non appena la Procura autorizzerà la sepoltura. Aperta un'inchiesta. L'ipotesi a carico del conducente del furgone è quella di omicidio stradale. Ed è una cronaca dietro l'altra purtroppo nelle ultime ore per quanto riguarda gli incidenti, perché ha perso la vita anche Manuel Malerba, 15 anni appena, per un incidente ieri sera nel Veronese. A Sandrà è stato falciato mentre andava ad una festa. Altro incidente, quello di Rosà, invece nel Vicentino, la macchina che si cappotta e ci sono 3 giovanissimi in gravi condizioni. Grave incidente la notte scorsa alle 3:25 a Cusinati di Rosà. Una Renault Clio con 4 ragazzi a bordo si è cappottata più volte. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che dopo la perdita di controllo da parte del conducente, in viaggio con altri 3 amici, tra cui una ragazza, abbia carambolato più volte, finendo sul marciapiede, abbattendo un lampione per finire la propria corsa a capovolta. I vigili del fuoco di Bassano hanno lavorato diverse ore insieme ai sanitari del SUEM per estrarre la ragazza rimasta incastrata sul sedile posteriore. I 4 sono stati trasportati all'ospedale di Bassano e Vicenza, 3 sono in gravi condizioni. E intanto sarebbe allo studio da parte del governo un decreto che renderebbe illegali tutti i cartelli che avvisano di un controllo elettronico, insomma degli autovelox. Il motivo è semplice, portano a una manovra improvvisa, brusca, di emergenza, una frenata, insomma, e quindi possono essere ancora più pericolosi. La svolta potrebbe arrivare tra non molto. È in preparazione un decreto legge che di fatto renderebbe illegali le segnalazioni che vengono posizionate prima degli autovelox, dei tutor e dei radar. Il motivo è semplice: quando gli automobilisti le vedono, frenano rischiando incidenti anche gravi. Così è pronta la svolta in tema prevenzione. Ma come hanno preso questa novità i diretti interessati, ovvero gli automobilisti? Qualcuno ha le idee ben chiare e questa decisione serve, dicono, a far cassa. Fate togliere le segnaletti, che secondo me è solo una questione di fare più cassa e basta, nient'altro. Addirittura dal tonton vogliono toglierlo, la segnalazione. Sì, è per fare più multe, quindi lo stipendio arriva nelle tasche del governo. Insomma, questo nuovo provvedimento non sembra piacere. Già fanno gli agguati, così ce ne saranno ancora di più, assolutamente no, non sono d'accordo che tolgano la segnaletica, è giusto che ci sia, anzi ne metterei ancora di più. E secondo te fanno bene? No, direi di no, è giusto che la gente sappia. Allora, che ci siano più incidenti perché la gente frena ci credo poco, sicuramente magari nelle casse entreranno meno soldi, quello sicuramente se continuano ad esserci cartelli. Da parte dell'automobilista ti posso dire che questo va a far sì che magari ci tuteliamo un attimino. D'altro canto è anche giusto, insomma, che la gente che eccede con la velocità sia effettivamente fermata e facendo sì che magari gli incidenti stradali, anche mortali, non ci siano. Ma c'è anche chi pensa possa essere un deterrente in più per gli automobilisti che corrono troppo. Sì, sono d'accordo certo riguardo a quello, perché deve essere a sorpresa, se no è logico, allora me lo avvisano, mi chiamano anche i carabinieri, guardi che fra poco c'è l'autovelox a rallenti e allora la frittata è fatta. Se ci sono delle regole da rispettare bisogna rispettarle, altrimenti è inutile mettere limiti, mettere segnalazioni o tutte queste cose comunque, in qualsiasi caso. Il cartello attenzione controllo elettronico della velocità potrebbe sparire, almeno questa sarebbe la volontà, ma dal dire al fare la strada, bisogna dirlo, è ancora lunga.
E ora a Porto Gruaro, ieri vi abbiamo anticipato la notizia dell'arrivo di alcuni migranti, la prefettura ha deciso di trasferirli in particolar modo da una delle basi, quella di Conetta, e sono scesi in strada tanti residenti tutta la notte in protesta. Un bel schifo veramente. Clima teso a Porto Gruaro, circa un'ottantina di cittadini e residenti si è radunata in piena notte di fronte alle palazzine di via San Giacomo per protestare contro l'arrivo di un non precisato numero di richiedenti asilo, migranti che saranno ospitati all'interno degli ex alloggi militari che ora la prefettura di Venezia vuole acquisire dal demanio per trasferire qui alcuni richiedenti asilo dall'ex base di Conetta ormai al collasso. Disponibili da subito solo 4 appartamenti per la prefettura, quindi i trasferimenti ad ora dovrebbero essere limitati. Per un intervento di ristrutturazione più ampio ci vorrà del tempo, ma quando tutto sarà a regime potrebbero trovare spazio anche un centinaio di richiedenti asilo. Ipotesi che ha fatto letteralmente infuriare gli abitanti. Cosa verranno a fare qua? Chi li controllerà? Che le forze di polizia sono contate qua, chi li controllerà? E sinceramente passare di qua adesso varia paura. No, non sono razzista, però diciamo che fino adesso abbiamo vissuto tranquillamente, sicuramente la nostra vita cambierà. Ci hanno dato questa notizia, l'abbiamo presa da, come vedete voi, praticamente dai mezzi che stanno arrivando in questo momento, e secondo me siamo proprio in una dittatura, perché noi non abbiamo possibilità di decidere di nulla, abbiamo pagato le tasse per chi, per che cosa? Noi ci opporremo in qualsiasi modo a questa invasione, è una totale invasione, non li vogliamo. Siete d'accordo? Io prima cosa che avrei chiesto, poi potrebbe anche andarmi bene se potenziate le forze dell'ordine. Io non sono contrario all'immigrazione, però sono contrario a queste cose fatte così. Intanto contro l'arrivo dei migranti i residenti hanno già annunciato ulteriori iniziative di protesta, obiettivo presidiare le 3 palazzine giorno e notte contro l'arrivo dei profughi. Intanto il direttore dei Medici con l'Africa QAM, Don Dante Carraro, di ritorno dal Sud Sudan, dà la sua ricetta, aiutarli con investimenti appunto in Africa. Nonostante la guerra, nonostante la carestia e la fame, la luce della speranza brilla in Sud Sudan grazie ai Medici con l'Africa QAM. Don Dante è tornato in queste ore a Padova dopo aver consegnato i diplomi di laurea a 20 nuove ostetriche. Sono 20 ragazze africane che grazie al QAM sono andate a scuola e adesso sono pronte ad aiutare le mamme e i bambini del loro paese. Il nostro compito è essere là con loro. 5 ospedali, 90 centri sanitari, 70 espatriati, cioè vuol dire volontari che vengono da fuori, e 1300 operatori locali. È un piccolo esercito che sta facendo quotidianamente la propria parte. Don Dante riflette anche sull'emergenza profughi. Bisogna investire in Africa e aiutare le popolazioni attraverso la sanità e la cultura. Se uno sta annegando bisogna tirarlo fuori, non si può lasciar là. Però detto questo, in termini di prospettiva futura non c'è dubbio, ed è quello che ci sta chiedendo la gente: aiutateci a non scappare, cioè bisogna davvero investire in questi paesi, dare scuola e sanità, ospedale, risposte sanitarie, quelle di base, e investire nella cultura, nell'educazione di questa gente. Ci racconta di John, un ragazzo sudanese di 30 anni. 10 anni fa Don Dante gli chiese qual era il suo sogno e lui rispose andare in Europa. Oggi John lavora nella sua terra, fa l'autista e vuole rimanere nel suo paese perché sa che i suoi figli grazie al QAM potranno andare a scuola ed essere curati. Chi scappa dall'Africa spera di trovare una realtà migliore in Italia, ma secondo Don Dante i grandi centri di accoglienza questo non lo possono garantire. Le iperconcentrazioni non fanno bene a nessuno, non fanno bene all'impatto nel territorio, non fa bene nemmeno agli stessi, come dire, no, alle persone che vivono in questi campi. Sono campi disumanizzanti. Ha combattuto con la malattia per oltre un anno, una malattia spietata. Ieri è morto all'ospedale Santa Maria della Misericordia, da appena 20 anni, un giovane di Rovigo, Alberto Capostagno, iscritto al corso di laurea in biologia in un'università americana del Missouri, studente brillante, appassionato di natura, si era trasferito negli Stati Uniti dopo la maturità scientifica alla Paleocapa. Era rientrato in Italia per curare quella che all'inizio sembrava essere una bronchite.
Ora, quale futuro per le banche? È stata una giornata importante per il primo incontro vero, ufficiale e nel concreto tra i sindacati e i vertici di Banca Intesa. Ma la banca ci ha comunicato che dobbiamo raggiungere l'obiettivo di 4.000 uscite entro il 31/12 del 2024, 1.050 saranno dell'ex perimetro delle due popolari, gli altri di Banca Intesa a San Paolo. È partita da qui la trattativa questa mattina a Milano tra i sindacati delle banche venete con Intesa San Paolo. Meno esuberi rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse settimane, considerando che il grosso dei prepensionamenti riguarderà i dipendenti della banca piemontese. Ora la trattativa si sposta sui trasferimenti, sulla chiusura delle filiali delle banche venete. L'obiettivo tacciato dall'Europa e raccolto da Banca Intesa San Paolo sono 600 filiali entro il 2019. Sindacati comunque dalla parte di Intesa San Paolo e dell'approvazione in via definitiva del decreto del governo Gentiloni che lunedì approderà alla Camera dopo il via libera della Commissione. Un passaggio breve con probabile ritorno in Commissione per evitare possibili contestazioni da parte europea. Un iter dunque che si allunga e che comunque tiene sulla corda sia chi spera nella chiusura della vicenda con Intesa San Paolo e chi invece ipotizza il commissariamento e l'intervento dello Stato sulla scia di Montepaschi. Anche Banca Intesa l'ha ribadito al tavolo che questa operazione riesce se il decreto viene convertito nel perimetro che è stato definito. Delle modifiche sostanziali o parziali che potessero inficiare il progetto complessivo farebbe vanificare l'intera operazione. Infine il capitolo giustizia e indagini. Dalla Procura di Treviso allo studio l'ipotesi di mettere sul banco degli imputati anche i direttori di filiali e impiegati delle casse per aver spinto ignari correntisti a sottoscrivere azioni di Popolare Vicenza o Veneto Banca quando queste erano già di fatto carta straccia. I lavoratori delle due popolari hanno agito sotto il vincolo del lavoro di rapporto subordinato e chi gestiva questa vendita delle azioni erano i manager e il consiglio di amministrazione delle due banche che hanno progettato tutto quello che poi si è rivelato essere un disastro totale. Intanto a Vicenza si discute della proposta di acquistare a €1 la sede dell'ex Popolare di Vicenza e destinarla ad uffici comunali. Vendesi Palazzo BPV a €1. La sede di via Battaglione Framarin può davvero finire così? Beh, se consideriamo che tutti gli asset positivi dell'istituto di credito sono andati a Intesa San Paolo per 50 centesimi e per di più con la benedizione del governo, allora tutto sommato un solo palazzo a €1 è addirittura un affare, sia per il gruppo bancario che farebbe una plusvalenza, sia per il comune visto che al posto della Popolare nascerebbe il nuovo municipio con tutti gli uffici e gli assessorati che oggi sono sparsi per la città. Via Framarin è una sede accessibile a tutti i cittadini di Vicenza, è servita dai mezzi pubblici, quindi sosteniamo con forza e determinazione la proposta portata avanti dal consigliere Cicero. La Lega Nord appoggia l'idea shock di Claudio Cicero che ha già preso carta e penna per lanciare la sua proposta a Intesa San Paolo ed è pronto a trasformare la sua intuizione in una mozione da presentare in Consiglio Comunale. D'altra parte per lui è una questione etica, una sorta di compensazione per Vicenza, la città ferita dal crack della Popolare. È una questione soprattutto morale ed etica, certo non economica. Noi della Lega Nord siamo a favore di questa proposta e la voteremo in Consiglio Comunale. Chiediamo inoltre che il sindaco Variati si attivi fin da subito con i contatti in Banca Intesa per portare avanti questo progetto a beneficio dei vicentini e anche e soprattutto dell'amministrazione comunale. Cicero la butta lì, la Lega dice sì, il sindaco Achille Variati dice ni, perché ci sta pensando, perché ci sta lavorando. È un'idea che però, attenzione, non andrebbe a risolvere il disastro finanziario ed economico in cui è precipitata BPV. In effetti da questa operazione non se ne vede il vantaggio diretto per i risparmiatori privati che alla fin fine sono stati le vere vittime del crack. Ne guadagnerebbe invece il comune come ente pubblico. Insomma, diciamolo, vendere la sede BPV per €1 è un'intuizione politicamente seduttiva, una provocazione tagliente, una proposta sarcastica e pungente. A Schio intanto definitivamente confiscate alcune proprietà a un imprenditore fiscalmente pericoloso.
Beni per quasi 1,5 milioni di euro confiscati a un soggetto ritenuto fiscalmente pericoloso. Nel mirino dei militari della tenenza della Guardia di Finanza di Schio sono finiti una villa trifamiliare e una Chrysler 300C Touring per un valore complessivo di circa 1.400.000 euro. Il proprietario è l'amministratore di una società operante nel recupero dei rottami metallici. I beni erano già stati sottoposti a sequestro un anno fa e ora sono gestiti da un amministratore giudiziario. Il provvedimento di confisca è stato adottato su richiesta della Procura della Repubblica di Vicenza in applicazione alle misure di prevenzione antimafia, con particolare riferimento alla pericolosità sociale del soggetto derivante da condanne per reati fiscali e pendenze di vario genere con l'amministrazione finanziaria e dall'ingente sproporzione tra i redditi dichiarati e l'effettivo patrimonio. L'operazione nasce dagli sviluppi di una verifica fiscale che si è conclusa con l'emersione di un'evasione dell'IRES per oltre 10 milioni e la denuncia del relativo amministratore. Proprio nel corso di quegli accertamenti le Fiamme Gialle avevano ricostruito un sistema mirato a far apparire intestati a società nazionali controllate da società estere diversi beni immobili in realtà riconducibili all'amministratore indagato. Giro di prostituzione in uno dei borghi più belli d'Italia, a Bardolino nel Veronese. 19enne disposta a tutto per denaro, in un ambiente tranquillo, riservato e climatizzato sul lago di Garda. Recitava più o meno così l'annuncio su internet che nel giro di poco tempo ha raccolto un notevole numero di adesioni. I clienti infatti potevano anche testare tramite immagini la qualità del prodotto. Peccato che si trattasse a pieno titolo di prostituzione in pieno centro a Bardolino. In un appartamento infatti 2 ragazze romene si vendevano per denaro con la complicità di una terza, indagata ora per favoreggiamento. Falso il contratto di affitto intestato illecitamente a un'altra donna. A scoprire il giro di prostituzione i carabinieri con appostamenti e pedinamenti. Ora questa storia dell'incredibile, tenta il furto in mattinata oggi a Padova, poi in realtà scoperta, precipita e non è finita. Sentiamo. È ricoverata a Padova in prognosi riservata dopo essere caduta da un'altezza di circa 3 metri mentre fuggiva da un appartamento di via Vivaldi all'Arcella che aveva appena tentato di svaligiare. La ladra acrobata è una 23enne di origine bulgara, scoperta dai condomini mentre cercava di entrare nell'appartamento. Ha tentato la fuga appendendosi ai fili della luce che però non hanno retto al peso. Soccorsa dai sanitari del SUEM, la giovane non è in pericolo di vita, avrebbe però rimediato diverse fratture. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Ora la paura per un incendio in un calzaturificio a Vicenza. In fiamme oggi poco dopo le 13 questo silos di aspirazione in un calzaturificio di Vicenza. A prendere fuoco le calze all'interno della cappa di aspirazione, alta una decina di metri, posta all'esterno dello stabilimento di via dell'Artigianato. I pompieri, intervenuti con 2 squadre, hanno prima raffreddato esternamente il silos per poi aprirlo e spegnere le calze. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'impianto di aspirazione sono durate 1 ora e mezza circa. Andiamo a conoscere adesso la nuova giunta di Sergio Giordani, sindaco di Padova. Poche sorprese, vediamo. Basta lì, basta presa di posizioni, questa è una città che deve lavorare tutta assieme. Sergio Giordani lancia un messaggio di unità presentando la nuova squadra. Il sindaco tiene per sé sicurezza, immigrazione, politiche abitative e sanità. Poche sorprese, i nomi della giunta hanno confermato le aspettative, tutti volti nuovi, solo 2 ex assessori dell'ex giunta Zanonato, ovvero Andrea Michalizzi che torna alle cariche della manutenzione, lavori pubblici, mura storiche e protezione civile, e Andrea Colasio a capo della cultura. Un approccio che tenga conto che Padova è una grande città medievale ma anche una grande città luogo dell'innovazione. Dovremmo lavorare non solo sulle grandi politiche strategiche, le grandi mostre, il turismo internazionale, ma soprattutto anche sulle periferie culturali. Lorenzoni vice sindaco, per lui urbanistica e mobilità. Le priorità sono rigenerazione del patrimonio edilizio e investimenti sul trasporto pubblico. Massimo impegno per l'ospedale, assicura il professore. Il nuovo su vecchio si può fare e risponde al rettore dell'università che chiede tempi celeri. Il rettore ha manifestato una serie di requisiti sul tema dell'ospedale che sono condivisibili e che sono giustissimi. Abbiamo l'intenzione di fare l'inviluppo dei massimi dal punto di vista di ogni qualità richiesta alla struttura ospedaliera, quindi nessuna riduzione dell'ambizione del progetto, anzi.
vogliamo migliorare il progetto. Per il PD, oltre a Michalizzi, entrano in giunta Antonio Bresta al commercio e tributi, Cristina Piva scuola e volontariato. Confermato l'ex calciatore Diego Bonavina della lista Giordani sindaco allo sport e avvocatura. Per l'area di coalizione civica e Lorenzoni sindaco entrano nella squadra di governo Francesca Benciolini ai servizi demografici, risorse umane, Chiara Gallani al verde e Marta Nalina al sociale. L'obiettivo principale sarà riportare l'amministrazione vicina ai cittadini e alle cittadine e quindi lavorare insieme per individuare quali sono i problemi della città e insieme costruire le risposte credibili e concrete. Questi 8 punti in più per chi risiede da più tempo a Padova verranno eliminati. Questa è una valutazione che faremo e che faremo sulla base proprio di questa modalità di lavoro. Guardate intanto cosa è accaduto ieri a Padova in Prato della Valle. Sarà stato il caldo, sarà stata la distrazione, ormai Prato della Valle è diventato un luogo dove avviene ogni giorno qualcosa di strano. Dopo il pesce gigante ripescato durante le operazioni di riemersione del Teatro Romano, nelle scorse ore nell'isola Memmia è stata avvistata un'auto. Avete capito bene, una macchina che intorno a luna, sotto il sole cocente di un torrido pomeriggio di inizio luglio, con il motore rombante, ha attraversato come se nulla fosse il vialetto centrale di ghiaia dell'isola Memmia, attraversando il ponticello di Ciottolato. Un'auto nera che da Corso Umberto I si è diretta verso la fontana. A bordo un'inconsapevole comitiva di turisti. Il conducente, arrivato al centro, forse intuisce che la strada è sbagliata, magari osservando lo sguardo allibito dei pochi presenti, ma come se niente fosse si dirige verso il foro boario. Scherzi del caldo forse? Quel che è certo è che l'autista è stato fortunato perché a quell'ora non c'era nessun vigile. La vita vera e i bimbi del Grest di Santa Maria del Rovere a Treviso la imparano così. Bimbi di Santa Maria del Rovere in visita al SUEM 118 e all'ospedale. Estate che non è solo divertimento, quella del Grest, con il parroco Don Adelino Bortoluzzi e i suoi collaboratori che hanno deciso di fare educazione civica sul campo, un modo per contrastare anche la tendenza di bambini e ragazzi a trascorrere troppo tempo davanti a televisione e tablet. Lanciarci un po' dalle nuove tecnologie sotto alcuni aspetti, far vivere l'esperienza diretta ai bambini, riportarla e riconfrontarla con noi. Ci allontaniamo un po', cerchiamo soprattutto in questo periodo di far vivere ai bambini esperienze reali, esperienze concrete. Tante le curiosità dei bambini sottoposti agli operatori di Treviso Emergenza. Il nostro lavoro in genere e come sono fatte le ambulanze, un'attenzione particolare per l'elicottero naturalmente. Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima con gli anziani di una casa di riposo, poi siamo stati dalla polizia locale, siamo stati nella Caritas e quindi siamo arrivati all'ospedale. La cosa che mi è piaciuta di più è stata l'ospedale, comunque perché dare la propria vita per soccorrere gli altri è una cosa diciamo molto nobile e bella. Nicole, tu sei stata anche nei vigili urbani. Ti è piaciuto di più là o qua oggi? Tutte e due. Tutte e due. Siamo andati a vedere la casa di riposo a San Pelaio. Hanno un bel giardino, la casa è anche abbastanza bella e gli anziani mi sono sembrati entusiasti di stare là. E poi la visita al comando dei Vigili del Fuoco. Abbiamo visto anche un camion grande che non può andare nella strada e spara l'acqua da giù e su, e l'altro un camion che può andare a una scala lunga. Che dopo una persona si era buttata con la corda giù dall'aereo e dopo è risalita. Ne faremo altri anche perché noi rispondiamo a una lettera che il sindaco ha mandato: aiutatemi a osservare la città e restituitemi ciò che voi vedete con gli occhi da bambino. Vi ricordiamo adesso che questa sera c'è 20:10, trasmissione di attualità dedicata all'agricoltura, stasera le tante emergenze, con il presidente dei Coldiretti Veneto Martino Cerantola e Angelo Cancellier della CIA Veneto Orientale. È tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Sabato all'insegna del bel tempo e del caldo ovunque sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto continua la presenza dell'anticiclone africano Caronte, sole prevalente e cielo sereno su tutte le province, salvo una locale nuvolosità sul Bellunese. Temperature massime comprese tra i 31 e i 38 gradi con valori più alti sul Veronese e sul Rodigino, minime a 20-22 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sempre bel tempo, ampio soleggiamento e cielo sereno un po' ovunque e rara nuvolosità. Temperature massime comprese tra i 32 e i 35 gradi, minime attese sui 21-22 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, bel tempo prevalente anche qui, caldo e cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime comprese tra i 35 e i 37 gradi, valori notturni previsti sui 19-20 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.